Buongiorno a tutti amici da Napoli e l'87. Ragazzi, siamo qui per il giorno dopo di Genova-Napoli, bella domenica. Non è la domenica che io sognavo. La domenica è merda, una chiave che domenica. Arriva un'altra sconfitta per il nostro Napoli con il Genoa, nonostante la prestazione ci sia stata, specialmente in fase offensiva. Due legni, uno con Petagna nel primo tempo e uno con Insigne nel secondo tempo, una traversa e un palo. Poi tiri in porta ci sono stati da parte di Zelinski, di Dem, al di là della fase offensiva, ma aspetto anche una fase difensiva solida, invece no, i soliti errori di Maximovic, poi ci si mette pure Manolas, poi un terzino come Mario Rui che ieri sera non ha saputo né attaccare, ma poi lo sappiamo che in fase difensiva non è cosa sua. Non è la prima volta che fa prestazioni del genere. Non è un terzino valido per questo Napoli, ragazzi. La prestazione di Zelinski buona, diciamo, ha provato a tirare, a fare qualcosa, però sufficiente, no? Non di più, perché da un giocatore come Zelinski ti aspetti di più. Dem, ragazzi, anche per lui sufficiente perché diciamo è uno di quelli del Napoli che ci mette sempre l'impegno, così come Politano. Dem e Politano, secondo me, sono gli unici di questo Napoli che salverei ieri sera, nella partita di ieri. Anche Lozano ha cercato di fare qualcosa, però abbiamo visto in altre partite che è stato molto più decisivo, sicché Lozano così un 5,5 tendendo al 6, ma Politano e Dem sono quelli che ci hanno messo di più in questa partita, dove Dem non solo deve fare la doppia fase sia a recuperare i palloni, ma anche a smistarli per il centrocampo. Arriva anche in area a tirare in porta, cosa che non dovrebbe fare lui, ma dovrebbero fare altri giocatori. In attacco ti aspettavi di più da Petagna che non ha fatto nulla, a parte la traversa ha fatto pochissimo. Insigne quando è subentrato ha preso un palo, vabbè. Ma io non ho capito perché non hanno giocato titolari. Ho capito che c'è una Coppa Italia, ma tu in campionato devi cercare di arrivare quarto, come ha detto anche il nostro allenatore, come ha detto Gattuso, il Napoli deve cercare di arrivare quarto, l'obiettivo è arrivare in Champions League. E allora perché non hai fatto giocare Insigne ed Osimhen, che sono giocatori che hanno qualità in questa rosa, in questo Napoli? Mi hai fatto giocare Petagna, Politano non posso dire nulla, ma facevi riposare un po' il Ciuchi, visto che gioca tutte le partite Lozano, no? Perché non osare con Osimhen, Insigne e Politano? Questo è un punto di domanda che io faccio. Poi mi fate sapere voi cosa ne pensate riguardo a questo che ho detto. La fase difensiva, ragazzi, scandalosa. Bene la fase offensiva che creiamo tanto, ma neanche tanto bene, perché quando crei così tanto devi concretizzare, cosa che il Napoli non riesce a fare. E non è la prima partita. Avete visto contro lo Spezia quanti gol ci siamo mangiati? E oggi si è un po' ripetuta la cosa. È vero che ci si è messa la sfortuna, vi ripeto, i due legni. Questi legni ci hanno rotto cacchio perché è una continuazione, è un'ossessione, ragazzi, andiamo avanti di legni, o palo in fronte teniamo, ma veramente, voglio, che sfortuna e merda. Poi ci si mette pure Pande perché ci fa una doppietta, che non segnava dalla banana, ma era un nonno mio, Pandev. E vabbè, ragazzi, complimenti al Genova che ci ha creduto, però sta partita di sicuro se meritava di vincerla qualcuno, eravamo noi a meritarla. E poi un'altra cosa, un calcio di rigore che potevano andare a vedere al VAR, cosa che non hanno fatto. Può esserci come no, ma tu vammela a vedere. E allora, poi quando una volta sei andata al VAR e mi danno la conferma che non c'è, allora va bene così. Ma se tu, arbitro, non vai nemmeno alla VAR a vedermi l'episodio, è sì che c'ho da protestare. Perché alle altre squadre lo vai a vedere, perché al Napoli no? Perché? Punto di domanda anche qui. Partendo dalla fase difensiva, Maximovic, Manolas, Mario Rui, Di Lorenzo. Forse solo Di Lorenzo si salva in questa partita di ieri. Perché è l'unico che sì, non ha fatto una grande partita nemmeno lui. Però con una sufficienza si salva perché comunque ha giocato benissimo. Ma gli altri ragazzi hanno fatto tutti male. Un gol è avvenuto dalla parte di Maximovic e un altro dalla parte di Manolas. Cioè, questo ti fa capire come siamo messi male in difesa. Poi nel secondo tempo mi entra anche Bakayoko che non ha voglia di correre, lo sappiamo che il giocatore è, a me non mi piace,
perché poi ci arriviamo al perché a tutto questo. La fase offensiva sì, ci ha provato, ha fatto quel che poteva, Perin ci ha messo del suo e tutte cose, vabbè, però Petagna, tira ogni tanto in porta, non fare solo le sponde e basta, tira, ha già capito che piede una traversa, ma prova a azzardare, prova a tirare di più in porta, se sei una punta devi tirare in porta e basta, questo deve fare la punta. Poi vi ho detto il mio parere, Osimhen e Insigne dovevano giocare dall'inizio, dovevano essere titolari insieme a Politano e Lozano doveva rifiatare, cosa che non è successa. Ora vi parlo anche della rosa, perché ci sono tanti che dicono la rosa del Napoli, questa rosa qui è più competitiva della rosa che aveva Sarri e guarda dove siamo in classifica. Ragazzi, io non sono d'accordo con voi o chi pensa così. Perché già negli 11 titolari il Napoli, quello di Sarri, era più forte di questo. Avevi Mertens, avevi Cagliacon, avevi Insigne, avevi Allan, avevi Jorginho, avevi Hamsik, avevi Albiol, Koulibaly, Gulam, Isai. Che è cambiato? Sui terzini di Lorenzo e Manolas centrale. Ma tu c'avevi Albiol e c'avevi un Gulam che quando spingeva faceva paura nei tempi di Sarri, ai tempi di Sarri. A centrocampo, voglio, non c'è paragone, Hamsik, Jorginho e Allan contro Demme, ci metti Bakayoko e Zelinski, non c'è sta paragone, voglio. L'attacco vogliamo parlare, Politano, chi c'è? Insigne, Lozano e Osimhen, non c'è sta paragone nemmeno qui, perché Mertens a quei tempi bruciava Osimhen, voglio. E lo sapete, che giocate ti faceva, che gol faceva, era continuo, era costante, come Hamsik che ti arrivava in doppia cifra, inserimenti a destra, a sinistra, all'anno che recuperava i palloni durante tutta la partita, piglia un Bakayoko ora, ma pare un palo era la luce, cioè, non ci sta proprio paragone. Poi andiamo a prendere la panchina, che voi dite, la panchina del Napoli di ora è più forte di quella di Sarri. Zelinski avevi in panchina che ora gioca titolare, ragazzi. Zelinski, Diavarà e Rog, centrocampo sto parlando, eh. Ora chi c'hai? Bakayoko, Lobotka e Elmas. Allora, secondo me è sempre più forte la panchina di Sarri, voglio, perché Zelinski è un titolare praticamente. Diavarà è meglio di Lobotka. Ma l'avete visto quando subentra, quando entra in campo? Sembra spaesato proprio. Diavarà qualcosa faceva, segnava pure addirittura. Lobotka ancora non l'ho visto fa un cacchio. È vero che gioca poco, ragazzi, e dobbiamo dargli fiducia, ma Diavarà secondo me aveva più qualità. Rog è uno che ti aiutava quando subentrava ad Allan, recuperava i palloni, qualcosina faceva anche lui, anche se ha giocato poco con Sarri, perché con Sarri giocavano sempre quei 12-13 giocatori. Zelinski e Diavarà subentravano, Rog ogni morti papa. E invece ora ti trovi Bakayoko che cammina, Lobot che quando entra mi sembra uno spaesato, non sa nemmeno a dove si trova. Poi Elmas che si mangia i gol annanzi alla porta. Sì, ha fatto un grande gol contro il Parma che sta acciso il Parma, voglio, perché è messo male, sta inguaiato il Parma. Secondo me ragazzi non c'è paragone fra queste due rose. Voi avete il vostro pensiero, ma il mio è questo. Secondo me il Napoli di Sarri era molto più forte. Ragazzi, da quando abbiamo perso Albiol si stanno vedendo delle differenze in fase difensiva. L'unica sicurezza è quando giocano Manolas e Koulibaly che hanno cominciato a capirsi entrambi. Quando vedi Manolas e Maximovic stiamo inguaiati. Koulibaly e Maximovic stiamo inguaiati. Rachmani con Koulibaly uguale. Rachmani con Manolas uguale. Devono giocare sempre Manolas e Koulibaly insieme. Perché se no andiamo in difficoltà. Poi i terzini che ne parliamo a fare? Di Lorenzo, una partita buona e una no. Una partita buona e una no. Cioè non ha continuità, ma nessun giocatore del Napoli ha continuità. Perché se tu perdi le partite, una sì e una no, anche i giocatori vanno alternati con la costanza, con la continuità della prestazione. Come la squadra, è normale, no? E questo non è per niente buono. Poi non è un centrocampista che vi ripeto che ti arriva in doppia cifra, un attaccante che non ti arriva a 20 gol. Anzi, se andiamo a vedere quello che ha segnato di più del Napoli, se non vado errato, è Insigne, che è un esterno, non è nemmeno prima punta. Insigne è Lozano forse. Invece ti dovrebbe fare più gol alla prima punta, anche se siamo stati sfortunati anche lì, perché mettici anche sta sfortuna e merda che tenim.
tante palle quelle che non concretizziamo, e poi i legni, e poi i rigori che ci vengono negati, e quello e quell'altro. Arriva la squadra avversaria, ti fa due tiri in porta e ti segna. E non è la prima volta, perché con lo Spezia è così, col Genoa è così, ecco là, voglio. Stiamo sempre a posto di fare il passo in avanti, facciamo il passo indietro e siamo sempre lì. Così facendo, ragazzi, perdendo queste partite così e non avendo continuità, il quarto posto te lo puoi sognare. Diciamo la verità, diciamo, siamo obiettivi perché in questo momento il Napoli non è da quarto posto, anzi, già se siamo da quinto o sesto già è tanto. Niente ragazzi, questo è il mio parere, questo è il mio pensiero, poi vabbè riguardo a Giuntoli, anche se ero nervoso e ho detto parole a caldo, la penso ugualmente ragazzi, perché per me Giuntoli non è adatto per questo Napoli, abbiamo visto con Bicon, secondo me con Bicon e Marino il Napoli ha fatto acquisti più importanti, Giuntoli non è da Napoli, secondo me l'abbiamo preso dal Carpi, lo so che non vuol dire un cavolo, però per me Giuntoli se n'ha da io. Poi riguardo Gattuso, ragazzi, io non do tutte le colpe a Gattuso, perché la colpa sì è di Gattuso, ma anche dei giocatori. Tutti insieme, ragazzi, non solo di Gattuso. Io andrei avanti ancora con Gattuso, almeno altre due o tre partite, se quando mi perdi 3-4 partite di fila ti devi esonerare, perché non è cosa tua. Ora, ragazzi, diamo fiducia ancora a Gattuso, perché è il nostro allenatore e quando indossi la maglia del Napoli bisogna dargli fiducia, bisogna stargli vicino, perché il Napoli si ama nei momenti di difficoltà soprattutto, perché sennò sarebbe troppo facile. E niente, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Napoli nell'87. E con questo vi auguro una buona domenica a tutti, anche se non lo è, specialmente per noi tifosi del Napoli. E buona giornata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre forza Napolès.